Buonasera a tutti, BCTV, te nuova de oggi, di 26 del mese di agosto 2026. Bene, tornato da tutto canto, da BCTV, posso Bicichesa, dopo sono solo Bicichesa e tutto ravantioso, di questa, insomma, e questo media di poca importanza, ma che comunque non si viene fatto in piacere, insomma, ecco. Ecco, questa è Saida come dei ripresentatori, cocculata, meta cocculata, come dico, una sozza a ballo, poi iscriversi, piacche tabba, se vi provate, esempio, viene a carne alla mantenere, che Saida cocculata, ecco, questa è la situazione, in effetti lei è stata cocculata o mezzo cocculata con tutti i die, e verso Rauna, da Sauna a Salvatore, gli deve pure provare, quindi non 20 procenti le probabilità. Poi, no, questo è, scusate, è scrasa, più sbagliato, ecco qua. No, che resta coccolata viene da Sasunne, che oggi è, e poi anche io invece oggi è il mercoledì, coccolata viene da Sasunne, che e poi dopo spalazzata e sono le prime condizioni di 32 gradi, no? Temperatura massima e 22 gradi temperatura minima. Invece andiamo a casa, che è il Crasa il Giovia, allora a 38 gradi addirittura, a temperatura massima e 28 gradi a temperatura minima, siamo su una temperatura incredibile, insomma, che comunque deve restare come un anno popolato tutti i giorni e però è pure adesso una a Salvatore. Bene, andiamo da innanzi, se fai damolo del qualche evento, ecco lo che devo aspettare autunno in Barbagia, cioè Cortes aperta, da chi mi pare essere che in Mesosera dei Capitani. Mancano una decina di giorni all'apertura dell'elezione di autunno in Barbagia del 2026 che si terrà come da tradizione con la tappa inaugurale di Bitti sabato 5 e domenica 6 settembre. In attesa del programma si può consultare questo link per avere qualche informazione in più sul paese. Bene, poi abbiamo pure un evento in Luvola presentata del libro Arreonatas, per il libro viene presentato este Adelasia del Sinis di Eliano Canu. La serata prevede la presentazione del libro Eliano Cau, o se non Canu Cau, con l'autore che dialogherà con Pietro Pitalici. Lettura in forma dinamica a cura di Teresa Lui e Antonio Marra. Giovedì 27 agosto, ore 20, piazza adesso il Ballos. Lula organizza da due scorer che è il Comune di Luvola e poi Biblioteca Comunale Lula e Regione Autonoma, Comune di Lula, la Mongianato e Regione Sardegna. Bene, andiamo alla prima pagina del suo giornale, entriamo subito su Rione Salda, continuità, voli pieni e passeggeri a terra, impossibile raggiungere Milano, con le low cost i prezzi arrivano a 400 euro. Voli pieni, passeggeri a terra, la continuità aerea e l'incubo dei sardi. Impossibile raggiungere Linate da Cagliari, Olbia e Alghero, meglio su Roma, ma chi non rientra nelle tariffe agevolate deve rimborsare anche 400 euro. Intanto, nuova bordata sulla fusione sull'aeroporto, le valutazioni degli aeroporti contenute negli atti della fusione sono da rifare, dice l'economista Giuseppe La Sala. Dermatite, l'isola sotto scacco, non si usano vacazzare, niente buoi nelle sagre tradizionali. La dermatite nodulare bovina tiene ancora sotto scacco gli allevamenti dei sardi. Gli allevamenti sardi. Un solo focolaio impone il blocco di movimentazione degli animali in buona parte dell'isola, con conseguenze anche sulle sagre tradizionali dove i buoi non possono sfilare. Calcio, il regista inglese ora sfida l'Inter e già il Cagliari di Winks è spinto verso il Sassuolo. Questo Esposito Schepirà Sport. La Sardegna merita di più,
Intervista di Tilman Gelfertita, ambasciatore USA a Portocervo. Quest'isola è troppo bella perché per la tappa sarda del tour diplomatico lungo lo stivale. A bordo politici, imprenditori e nomi noti della Jet 6 Society. Oh, va bene, va bene, va bene, va benissimo, potete scorrere. Intendo però fate l'articolo pure abbiamo il vaccino contro il cancro. In effetti sì, può qualche forma del cancro pare che riesca appunto ad arrivare al vaccino. Il 19 agosto 2026 le aziende farmaceutiche Merck e Moderna hanno annunciato i primi risultati straordinariamente positivi di uno studio di fase 3 effettuato su 1137 pazienti con melanoma ad alto rischio operati radicalmente, utilizzando un vaccino terapeutico personalizzato in T-Smeran autogene e un'immunoterapia eh, eh, si riesce a controllare il melanoma. È un'azione chirurgica del melanoma su il DNA del tessuto tumorale, identificando 34 neoantigeni, proteine espresse dai tumori che possono essere riconosciute dal sistema immunitario come nemici. A questo punto è stato prodotto un vaccino a mRNA personalizzato su ogni singolo paziente, ovvero è stata creata una copia del DNA tumorale che informa il sistema immunitario e lo istruisce a riconoscere e distruggere tutte le cellule tumorali che esprimono quel neo. Per questi risultati è fondamentale associare al vaccino un immunoterapico come il pembrolizumab, che attiva il sistema immunitario togliendo i freni inibitori determinati dal tumore. Senti questo tumore però come si attrezza a resistere, può attaccare l'organismo e sopravvivere isolo. Allarme vaccinazioni, l'isola incoda tra le regioni, che tolto San Marcos della Sardegna solo la Sicilia. Penultimi, forse terzultimi, meglio solo delle regioni meno virtuose in fatto di vaccini. Scelta che incrementa il pericolo di diffusione di malattie che si ma non solo. Oh, yeah, yeah. La Sardegna, sarebbe ambasciatore americano in Portocervo, Sardegna strategica nello scacchiere anche in caso di conflitto. Anche Tillindomo passano dai festival dell'isola. Mare Blu, i due esempi di Portoscuso e Santa Lucia. Nel nuorese parte la vendemmia, Galio, Lieno, Orgosole, Mamoiada, le prime stime dell'annata. Vendemmia dei principali centri vitivinicoli del nuorese, Galio ad avvolgere i paesi
mentre Cantimplo è segnata dalle piogge invernali e da un'estate ormai molto alte. Andiamo dai inquinanti l'assalto turistico senza limiti, non lasciamo soli i comuni. Muravera, adesso CGIL, nel Nuorese situazione fuori controllo, Bianetti sarà controllato. Stipendi così, questa è una cosa che metta deve preoccupare il sindacato, non solo la necessità di proteggere l'intero territorio, dice Domenico Muravera, valorizzando le peculiarità che rischiano di questo sistema spontaneo diventa integrato di gestione, cioè subito. Carlo Felice, la Giata, devono cambiare. Vabbè, no, una cosa curiosa, telecomando di un settore tra gli evidentemente neutri. Aeroporti, valutazione da rifare, Cagliari vale più di Olbia. Nell'accordo preliminare lo scalo costa sicuramente Olbia è stato valutato il doppio del Cagliari, in modo che Olbia è già comprata. L'economista La Sala smonta gli atti della fusione, conti sbagliati, un grande puzzle, il grande puzzle della fusione continua a smontarsi, mentre Corte dei Conti da una parte e i Carabinieri dall'altra stanno iniziando a passare al settaggio documenti e manovre sulla privatizzazione degli aeroporti sardi. L'ultimo dubbio degli analisti, fuori dal perimetro delle indagini, riguarda le valutazioni economico-finanziarie. Con Olbia stimata a 351,9 milioni, pari a 2,5 volte Cagliari, mentre fermo a 138,6 milioni. A questi prezzi fa riferimento anche il team Shet, sottoscritto quest'anno il commercio di Cagliari accettando come base di partenza della gestione unica anche il 2023. La quinta convocazione delle parti per discutere la privatizzazione nel merito. F2 eleganza è infungibile, ovvero un operatore unico in Italia, Così lo ha classificato la Camera di Commercio di Cagliari Oristano, che da gestore dello scalo Mameli del capoluogo, attraverso Swagger, punta a cederlo senza gara pubblica al fondo infrastrutturale F2I. Poi l'aeroporto verrebbe inglobato nella holding della gestione unica guidata dagli stessi investitori privati. Corte dei Conti e ANAC l'hanno scritto già 3 anni fa nei rispettivi pareri obbligatori, sebbene non vincolanti, che la strada non è corretta, perché la CIA, un ente pubblico economico, ha il dovere di un bando aperto a tutti per modificare l'assetto societario di Swagger. Se oggi questa privatizzazione non è compiuta è perché la regione a guida centrodestra nel 2023 ha presentato ricorso davanti alla sezione imprese del Tribunale di Cagliari, doppia vittoria dell'ufficio legale di Viale Trento, supportato dal professor Gabriele Racugno, esperto di diritto commerciale. F2I ha perso 2 volte, la prima quando i giudici hanno sospeso la validità della Nord Sardegna Aeroporti, il contenitore societario con cui il fondo
da gestore degli scali di Olbia ed Alghero si è guadagnato il bollino dell'infungibilità, e quindi viene lo sviluppo della questione di Olbia, ma problema, no? Teorico e non reale per Corte dei Conti ed ANAC la seguente, appunto la prima sentenza. La seconda sconfitta è arrivata con il rigetto del controricorso di F2I, sempre da parte della sezione imprese. Se anche nel merito quel doppio giudizio venisse confermato, la fusione degli aeroporti salterebbe per via giudiziaria, essendo quasi scontato l'esito, ma la giunta attorde che DF2I vuole diventare socio, prende tempo e il tribunale chiede rinvii. E la giunta deve rispondere al sosordine dell'ematite bovina, divieti in vigore per un focolaio potischio, un capo contagiato alla scalaplano, allevatori in difficoltà e danni anche alle sale. Si sfila senza buoi. E intanto un trattore per portare il cocchio, visto che non bisogna solo il Voer, Sant'Elena trainata da un cavallo. Il capo della CIA in missione a Mosca, siamo in politica internazionale, che è scapitati che questo vabbè, numero 3, ma il numero Kim, il mistero del viaggio dello 007 americano, sul tavolo anche la questione Iran, ma vi torniamo sa politica internazionale. Andiamo da innaltesi, ciclone Harry, 11 milioni per i danni. Arrivano i fondi della regione per aiutare i comuni e le aree industriali. Allarme UE sui raccolti estivi con il caldo, rese in calo del 14%. Il commissario all'agricoltura Christophe Hansen, situazione in peggioramento. Arriva il contributo UE a Soldano. Allora, no, purtroppo ho aperto la pagina anche il Brincata, vabbè, ma la sappiamo dopo. Rischio epidemia nell'isola, l'ASL controlli i bambini prima del ritorno a scuola. L'infettivologo Matteo Rossetti dopo il caso di Palermo, cioè praticamente non aspettare che bisogna solo la prenotazione a fare che sul vaccino, bisogna che abbia fatto il vaccino. Direttore dell'unità malattia infettiva dell'ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, è l'infettivologo più popolare d'Italia e tra le voci più autorevoli. Partiamo dall'attualità, come ha reagito alla bambina di Palermo morta per difterite? Era solo questione di tempo. Ormai da anni continuiamo a perdere genitori per strada che decidono di non vaccinare i figli ascoltando le teorie più strampalate, una vittima annunciata. Fino a pochi giorni fa in molti neanche sapevano cosa fosse la difterite. Quella è stata una sorpresa, non succedeva forse da 35 anni. Poteva succedere con il morbillo o la pertosse. Il nostro è un problema grave che coincide con l'analfabetismo funzionale. La gente viene manipolata facilmente. Per quanto parte la difterite, cioè non ha speranza, per questo motivo che cioè, si viene alla cura con antibiotico, una pizzineria, appunto, un pizzinerio malato di difterite, è il vero, la difterite la combatte e la ucchiene, insomma, la che sanare la difterite, però il pizzinerio non si riscampa su matesimo. Quale motivo? Perché la difterite appena nasciti manna subito la tossina in giro e la tossina in giro attaccano l'apparato nervoso e il zucchero. Cioè, l'esempio è facile da comprendere in maniera facile, è che uno bombardieri che è gettato da essa scontraerea dopo che ha già sganciato dal bomba. Dal bomba arrivano comunque a terra. Viene su bombardieri NT che ne gettato, insomma, ecco. La difterite siamo sicuri. Appena si innesca questa malattia
mandano in giro la stossina e la stossina attacca a coro e apparato nervoso, non va il setto per uno, di combattere, insomma, fino a che un siero che si narra tiene estratto adesso scadoso, si può combattere questa tossina, ma comunque è un siero che ha da problema e non sempre sul risultato insomma salvata la persona, insomma, ecco, normalmente non la salvata. E quindi è inutile come babbo e mamma hanno fatto ricorso all'ospedale, ma io penso che praticamente hanno morto già. Destinazione Nord Sardegna, la sfida è il turismo tutto l'anno, Camera di Commercio, aeroporti comuni uniti per prolungare la stagione. L'idea è sempre scusa, che l'industria turistica è un'industria vinasa invernale, autunnale, e tutto l'anno portare i turisti nel nord Sardegna anche quando le spiagge si svuotano, concentrando gli sforzi soprattutto sui mesi che oggi segnano il confine della stagione fine ottobre, novembre e marzo. È l'obiettivo del progetto di destinazione per il nord-est e nord-ovest portato avanti dalla Camera di Commercio del Nord Sardegna insieme a Confcommercio e alla società di gestione degli aeroporti di Alghero e Olbia e ai comuni che hanno già aderito. Non dite essere male che non si informiamo da puramente visti a questo progetto. Caldo africano torna all'attacco nell'isola a temperatura a 44 gradi. Allarme incendi, un'altra giornata di fuoco. Tragedia in un lago in Louisiana, bimba di 8 anni uccisa da una mebba. Questo vabbè, riguarda bambina morta di difterite a Palermo, i genitori denunciano 3 ospedali. La coppia è indagata per omicidio colposo è passata al contrattacco. Contrattacco di Fachis prima che la procura di Palermo alcuni giorni fa li ha indagati per omicidio colposo per non aver vaccinato la figlia contro la difterite. La procura per i minorenni ha aperto un fascicolo per valutare la loro responsabilità genitoriale, ma questo non li ha fermati. I genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni morta giovedì scorso per difterite a Palermo, hanno denunciato tutti i medici dei 3 ospedali palermitani, Cervel Civico e ospedale per bambini, dal 13 al 19 agosto, hanno curato la loro figlia. Per loro si tratta di un caso di mala sanità Poteschia, che chiede salvare pure la coscienza. Assistita dall'avvocato Luigi Marrandino del Foro di Napoli Nord, i genitori della bambina hanno denunciato le condotte poste in essere dal personale sanitario delle 3 strutture ospedaliere di Palermo, dice il legale dei genitori. La denuncia è stata presentata nei confronti di tutto il personale medico che ha avuto in carico la bambina. Stando al racconto dei genitori, alla piccola Anna Rosa sarebbero state diagnosticate patologie errate da parte dei medici del pronto soccorso dell'ospedale Cervello di Palermo, dice Marandino, in seguito alle quali la bambina avrebbe subito cure mediche inadeguate e interventi chirurgici invasivi che avrebbero finito per peggiorare le già gravi condizioni di salute della bambina, causando la morte della piccola, compreso. E invece la moglie ha spiegato, la difterite non dà speranza. Cioè appena si innescata, manna sa tossina. Pane fresco, arriva la legge di tutela. Sì, in commissione al Senato al DDL per la chiarezza sui prodotti precoti. In Sardegna 930 imprese nel settore che sfornano 100.000 tonnellate all'anno. Arriva la norma che valorizza il pane fresco contro i prodotti decongelati e venduti come artigianali. Il pane surgelato o precotto non potrà più chiamarsi o essere venduto come pane fresco. I consumatori potranno distinguere con chiarezza la rosetta appena sfornata dai mastri fornai, da quella prelavorata e precotta in quale parte del mondo congelata e riscaldata nelle grandi strutture commerciali.
In Sardegna sono 930 le imprese che lavorano nel settore, 100.000 le tonnellate di pane fresco prodotto ogni anno. Finalmente si fa chiarezza in un mercato dove troppo spesso le differenze non erano evidenti, dice Marina Manconi, presidente del Confartigianato Gallura, a proposito dell'approvazione del disegno di legge in Commissione Industria del Senato. Nomina da Innantisi, accise, un'altra breve proroga, il governo annuncia un nuovo taglio per alcuni giorni, il nodo delle risorse. In autostrada il diesel sfonda il tetto dei 3 euro. Nomina da Innantisi, ecco qua. Putin gela il piano di pace di Kiev, il capo della CIA atterra a Mosca. Il presidente russo chiude alla proposta. Il Donbass è nostro, tutto est. Va bene tutto papato. Terzo drone trovato in Germania, il ritrovamento a Lipsia insieme a 50 grammi di esplosivo. Salvini al meeting di Rimini, no passi indietro, e arriva alla stretta di mano con il ribelle Fontana. Giorni contati. Cuba in ginocchio per l'embargo, l'isola al buio e senza carburante. Stop ai pagamenti internazionali con le carte di credito. Turismo in caduta libera. Trump sogna una ribellione, ma la popolazione, seppur allo stremo, resiste. Un attimo, Trump sta cercando in quel puro da dare tutto il mio possibile. Né una gota di petrolio, nemmeno una goccia di petrolio, è il ritornello delle strade di Cuba. Dal 30 marzo sull'isola non arriva combustibile. L'ultima nave a trasportarlo è stata la russa Anatoly Kolodin, inviata al porto di Matanzas dal Venezuela, ex alleato storico dell'isola, più niente dal blitz del 3 gennaio delle truppe speciali statunitensi ordinato da Donald Trump, eccetera, eccetera, e così via, insomma, questo imperialismo, questo che ne pieto per uno. Nei barri, tra musica, sport e 1000 sacrifici, e quando torna la luce a Santiago si fa festa. Dalla tavola alla strada si va avanti così, prezzi ancora accessibili, cucina a legna e carbone. Vaccinazioni, Sardegna in coda, allarme difterite e influenza. Istituto Superiore della Sanità, percentuali più basse nei bimbi sotto i 2 anni. A rischio anche l'immunizzazione contro epatite, tetano, rosolia e morbillo. Ormai siamo in mano dai novelle Savonarola e quindi la gente crede, sei stupidata. Penultimi, forse terzultimi, meglio solo della Sicilia e forse della Puglia. Dalla classifica regionale dell'incidenza delle vaccinazioni è venuta fuori una magrissima consolazione in termini di posizionamento, che però non ridimensiona l'allarme. Proprio da Palermo è arrivata la storia agghiacciante di una bimba di 4 anni morta di difterite perché i genitori avevano deciso di non immunizzarla, convinti che una volta vaccinata potesse contrarre l'autismo. Una situazione limite si potrebbe dire, di difterite si moriva agli inizi del Novecento, e l'ultimo caso in Italia è del 1991, 35 anni fa. D'altra parte nessuno può escludere nulla. La fervida intelligenza Novax fa proseliti nonostante sforne stupidaggini in serie, e la Sardegna sembra pendere dalle sue labbra, perché è una delle regioni in cui la vaccinazione è meno praticata, al punto che quanto accaduto a Palermo potrebbe tranquillamente ripetersi in una qualsiasi zona dell'isola. Lo dicono le percentuali, anche se può sembrare assurdo. Oh, yeah, yeah.
gli avvisemo. E che in questa ultima nova, sappiamo, purtroppo, e tancamo l'uscita nuova di oggi. Chissà matissimo. Sigla del sempre, sonata da Vanni Chessa, le Iti, dai Susulitto de Vanni Chessa. E non dà un appuntamento, torna a casa. A mezzo vedere di buona tutto dai Dizzy TV. Adioso e mezzo la classe.